Si dicono che si dovranno attendere ancora dei giorni, forse una settimana, 10 giorni, per avere esattamente il ceppo di batterio che è stato trovato e dopodiché è in corso qualsiasi verifica perché si ripresenta dopo 4 anni. Insomma, ci vorranno tempi lunghi per stabilire se il batterio individuato nei 3 neonati all'ospedale Borgo Trento di Verona sia dello stesso ceppo che 4 anni fa causò dei decessi e lesioni in altri bambini, casi dolorosi con i relativi risvolti giudiziari. Di certo quello del Citrobacter è un incubo che ritorna per la sanità veronese. Nel pomeriggio è la stessa azienda ospedaliera universitaria con una nota a parlare di indagini genomiche in corso e rassicurare sul fatto che l'acqua distribuita nei reparti è sicura perché sottoposta a controlli sistematici. Proprio l'acqua di rubinetto 4 anni fa era stata causa dell'infezione. L'alert, riferisce sempre l'azienda, è scattato venerdì scorso grazie ai test avanzati per la ricerca di Citrobacter. Ci sono stati fatti i test di routine, si sono trovati 3 neonati colonizzati, fortunatamente nessuna, al momento ci viene detto che addirittura uno dei 3 è stato dimesso, e un altro si è negativizzato ma è ricoverato per altri problemi e comunque sono asintomatici, nel senso che si è trovata la colonizzazione. Da Verona quindi specificano come siano al momento sospesi solo i ricoveri sotto la 33esima settimana di gestazione perché sono i nati prematuri a necessitare maggiormente dei ricoveri in terapia intensiva neonatale. Per le partorienti pretermine già ricoverate sono stati attivati i servizi di trasporto verso altri ospedali della regione.